in collaborazione con Coronavirus e agricoltura, il coraggio di andare avanti. È stato questo il tema di una tavola rotonda che abbiamo trasmesso in diretta streaming sul nostro canale YouTube e che in questa puntata vi proponiamo in quelli che sono stati i contenuti principali emersi nel dibattito, un dibattito che ha attraversato diversi settori produttivi, dall'agriturismo all'ortofrutta, dalla zootecnia da carne al parmigiano reggiano, con un focus su Emilia-Romagna e Veneto. Nei giorni scorsi, alla vigilia delle riaperture del 18 maggio, abbiamo realizzato una diretta streaming sul nostro canale YouTube con una tavola rotonda dal titolo Coronavirus e agricoltura, il coraggio di andare avanti. Un momento di confronto con gli imprenditori agricoli di diversi settori per ascoltare le testimonianze messe in atto durante l'emergenza sanitaria, le criticità e i problemi, ma anche la voglia di ripartire e di affrontare le prossime sfide. In realtà, come sappiamo, in campagna non ci si è mai fermati ed è grazie all'agricoltura se non ci sono stati problemi nella disponibilità di prodotti alimentari. Molti settori hanno però sofferto, pensiamo al florovivaismo, soprattutto nella prima fase del lockdown, ma anche al settore agrituristico e poi tutti quei comparti che hanno un punto di riferimento importante nel canale Horeca. Nel corso della puntata ascolteremo diverse testimonianze, ma intanto per iniziare vi proponiamo gli interventi di Gian Michele Passarini, presidente regionale di CIA Veneto, e di Cristiano Fini, presidente regionale di CIA Emilia Romagna. A Passarini abbiamo chiesto di delineare il quadro della situazione con un'analisi di questi mesi complicati. A Fini abbiamo invece chiesto una valutazione degli strumenti messi in campo dal governo e delle prospettive della ripartenza. Dal 9 marzo noi abbiamo visto che il mondo è cambiato con la decisione del lockdown, quindi della chiusura totale per contrastare quella che è la pandemia del coronavirus. Tutto il sistema produttivo alimentare, agroalimentare e agricolo di conseguenza è andato in difficoltà. Abbiamo assistito inizialmente a quello che era il problema degli agriturismi che si sono trovati chiusi e quindi non avere più la possibilità di esercitare il loro lavoro. Man mano poi ci sono stati tutti i settori, penso ad esempio al florovivaismo, penso a tutta la parte dell'ortofrutta, che hanno in maniera cadenziale si sono trovati in difficoltà. Diciamo che in una prima fase noi abbiamo assistito ad una grande distribuzione che di fatto ha compensato tutta quella parte di produzione agroindustriale agricola che non andava più all'Horeca. L'Horeca che in questo momento, in questo frangente, abbiamo capito si è rivelata quanto importante sia proprio per le produzioni, come diceva lei, ad alto valore che le nostre regioni mettono sui mercati nazionali ed internazionali, e quindi un'Horeca che diventa di fatto fondamentale per le nostre produzioni. Parlavo prima del sistema internazionale, quindi tutta la parte dei nostri vini di valore si è trovata in difficoltà, in quanto nella grande distribuzione abbiamo visto che la commercializzazione andava più su prodotti più, diciamo, non di bassa fascia a livello qualitativo, ma proprio una bassa fascia a livello di prezzo. Si è innescato anche, man mano che si andava avanti con i mesi, con i giorni, una sorta di speculazione dovuta anche alle problematiche legate alle prescrizioni di isolamento e di nuova impostazione produttiva all'interno dei nostri caseifici, dei nostri ambienti di trasformazione, ma anche una sorta di speculazione che noi come Confederazione Agricoltori Italiani abbiamo subito segnalato alle autorità preposte alla politica, abbiamo chiesto di mettere in piedi delle misure di contrasto. Quindi voglio dire, l'intero non si può dire che ci
sia stato un settore che abbia goduto piuttosto che un altro. È un sistema che è entrato in difficoltà, è un sistema che a tinte variopinte ha subito dei danni. Penso ad esempio ai suini, il sistema dell'Oreca, quindi il sistema dei prosciutti crudi, del DOP, penso al Parma, penso a San Daniele, è entrato in difficoltà, quindi abbiamo i nostri suinicoltori che sono veramente in difficoltà. Tutto il sistema avicunicolo, i conigli, una parte che prima diciamo era assorbita, oggi si trova in grandissime difficoltà. Ed è chiaro che poi quando si mettono questi settori, si vanno in difficoltà, c'è tutta una contrazione, passatemi il termine, di ricaduta che va anche su poi tutto il comparto cerealicolo. Penso ad esempio al mais, alla caduta dei prezzi dei cereali. C'è tutto un percorso che questa emergenza purtroppo ci ha messo davanti e sfide e difficoltà importanti. Sicuramente le prospettive sono prospettive abbastanza incerte, nel senso che regna l'incertezza, ma una cosa la sappiamo, cioè noi dobbiamo ripartire più in fretta possibile, rimettere in moto l'economia, rimettere in moto soprattutto i consumi, perché sappiamo quanto incidono i consumi sul settore agroalimentare. Quindi questa è la prima cosa da fare, ripartire, ma assolutamente in sicurezza, perché comunque non possiamo e non dobbiamo permetterci ricadute. Quindi ripartire in sicurezza, rimettere in moto, anche se sappiamo che le normative collegate alla sicurezza purtroppo rallenteranno fortemente i processi, e quindi siamo pronti, siamo preparati a un rallentamento. L'auspicio ovviamente è quello di tornare nel più breve tempo possibile alla normalità. Ad oggi sono state messe in campo delle misure volte a finanziare le imprese per quel che riguarda ovviamente debito, e quindi abbiamo assistito alla cambiale agraria con 30 milioni di euro piuttosto che al DL sui 25.000 euro, la cambiale agraria a tasso zero, invece il DL per i 25.000 euro invece quello non è a tasso zero. Però questi sono piccoli interventi che rimettono un po' di ossigeno nelle aziende, ma questo ovviamente è troppo poco. Nel DL invece rilancio troviamo invece delle risorse che a mio modo di vedere però sono attualmente ancora insufficienti. Perché è stato stanziato 1.150 milioni di euro, di cui soprattutto brevemente 450 milioni per le filiere in crisi, quelle che citava precedentemente Gian Michele, poi ci sono 50 milioni per i consorzi di bonifica per il tema legato all'irrigazione, 100 milioni di euro per il vitivinicolo per diminuire le rese dei vini DOC e IGT. Ci sono un'altra serie di misure che vanno in maniera mirata ad intervenire su quei settori che sono particolarmente in crisi. Però, come dicevo prima, sono risorse che noi riteniamo essere assolutamente insufficienti, non possono, non coprono, non copriranno invece quella che sarà veramente la voragine che si verrà a creare. Come diceva prima Michele, lo vedremo solo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il vero reale effetto che avremo sui bilanci delle imprese piuttosto che sulle vendite. Quindi ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi sicuramente dei segni dei segni negativi in tutto il settore. Noi dobbiamo intervenire lì, ma ancora di più dobbiamo riprendere al più presto a vendere la nostra merce, la nostra roba, tanto in Italia quanto all'estero. Ci attendiamo anche delle risposte dalla Comunità Europea, perché ad oggi anche qui sul fronte europeo purtroppo abbiamo avuto delle risposte che sono assolutamente insoddisfacenti per gli agricoltori italiani. Quindi anche lì dobbiamo vedere e rivedere il meccanismo in modo tale che arrivino più risorse per rendere e lasciare competitive le imprese, perché oggi occorre veramente tanta competitività all'interno del mercato europeo, ma soprattutto verso i paesi terzi, perché ricordiamoci che abbiamo tante imprese agroalimentari, soprattutto in Emilia Romagna e in Veneto, che esportano all'interno dell'UE, ma esportano anche al di fuori. Quindi noi dobbiamo essere molto pronti quando ci sarà la ripresa ad intervenire su quei mercati per poter commercializzare le nostre merci.
Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo tra poco e entriamo nel vivo del dibattito della tavola rotonda coronavirus e agricoltura con le testimonianze di diversi imprenditori agricoli.